Sono da poco passate le 11 quando uomini e mezzi si concentrano sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È qui che poco prima il velivolo della Guardia di Finanza individua un cratere tra la fitta vegetazione. Escursionisti parlano di detriti sparsi. Con il passare dei minuti il quadro si chiarisce in tutta la sua drammaticità. È l'elicottero scomparso dai radar nella tarda mattinata di giovedì, impegnato a fare la spola tra la Toscana e la ditta Rotocart di Resana nel Trevigiano per un evento aziendale. A bordo 6 clienti stranieri, 4 manager turchi e 2 libanesi. Il pilota è Corrado Levorin, 33enne padovano di Polverara. Man mano che i soccorritori confluiscono in zona si azzerano le speranze. Inizialmente vengono trovati 5 corpi esanimi, 2 i dispersi, poi il bilancio si fa definitivo, i passeggeri del volo sono tutti morti. La notizia rimbalza anche sulle televisioni medio orientali. A Polverara, dove vivono i genitori di Levorin, Graziano e Grazia, cala il gelo. È il momento del dolore, dicono senza aggiungere altro. Anche dalla società Avio tiene. Quell'elicottero rosso scuro era uno dei loro simboli. Levorin, un dipendente scrupoloso, fino a un anno fa collaboratore alla ala salese di Santa Maria di Sala. Qui lo conoscevano in tanti, allievi diventati con il tempo anche amici. Veramente il sentimento comune di grande prostrazione, di grande dispiacere, perché ci tocca dal vivo, non soltanto perché è una persona che conoscevamo, ma anche perché è una persona che è mancata facendo quello che noi facciamo spesso, quindi in questa nostra passione. Ma la traiettoria del cordoglio unisce tanti punti del Veneto. Siamo costernati e senza parole. Le speranze sono purtroppo finite. Le parole di Giuliano Gelain, titolare della Rotocart di Resana, doveva essere un momento di gioia, è diventato di dolore. Di certo restano tantissimi punti da chiarire. I carabinieri di Lucca, provincia dalla quale si è alzato l'elicottero, hanno iniziato i primi accertamenti sentendo i vari responsabili degli aeroclub coinvolti. Da chiarire il mancato funzionamento dell'Emergency Locator Transmitter, una sorta di scatola nera che trasmette in caso di impatto la localizzazione. Sono stati richiesti piano di volo e tracciati radar. La stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, mentre sarebbe stato acquisito anche il video che uno dei passeggeri avrebbe inviato al figlio e che racconterebbe di una violenta tempesta proprio prima dello schianto. Ogni elemento al momento è utile per un'indagine che si preannuncia complicata. Altra cosa gli ricordo, quello di Levorin, incancellabile. Come persona era un ragazzo splendido, io me lo ricordo come un ragazzo molto umano, molto semplice, umile, amichevole, aveva sempre la battuta pronta, ma in senso buono, in senso amichevole. Era un ragazzo anche quasi affettuoso. Le fotografie che circolano in questi giorni con questo sorriso veramente molto simpatico e generoso, descrivono proprio la sua personalità di un ragazzo buono, ecco, di un ragazzo buono.